We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Amici di Chiacchiere Caffè, ben ritrovati nel salotto di Telechiara. Quest'oggi chiacchiere in libreria. Andremo a conoscere una scrittrice che ha fatto dei libri molto particolari. Ma prima vi ricordo importantissimo il nostro indirizzo mail per tutte le vostre segnalazioni. chiacchierecaffè@telechiara.it. Mi raccomando, aspetto le vostre mail. Vi anticipavo dei libri molto particolari, tutti quanti rivolti ai bimbi, ma non propriamente ai bimbi, diciamo ai grandi per comprendere meglio i bimbi. Ma per spiegarcelo meglio è con grande piacere che vi presento la mia ospite di quest'oggi, Paola Comelli. Buongiorno Paola. Buongiorno a te, grazie. Allora, scrittrice, ma prima ancora di essere scrittrice, professione ufficiale, quella della mamma. Beh, anche perché avendo 3 bambini di sicuro la professione è quella della mamma. I miei figli hanno 8, 6 e 3 anni e quindi occupano gran parte delle mie giornate e del mio tempo. Si chiamano? Alessandro, Matilde e Maddalena. Alessandro, Matilde e Maddalena, quindi mamma a tempo pieno, ma non solo, però quello della mamma penso sia il lavoro che occupa un po' gran parte della tua giornata, soprattutto a livello mentale, non deve essere facile con 3 da gestire. Ma in realtà, sai, credo sia più facile con 3 da gestire che non quando ne hai uno, perché quando ne hai uno hai tutta l'attenzione focalizzata sul tuo bambino e hai meno tempo per fare il resto. 3 se la sbrigano tanto per conto loro. Avevo un amico che aveva 7 figli, quindi ti dico una assolutamente di tutto rispetto. E lui mi diceva sempre che è più facile con 7 per assurdo, perché ognuno ha il suo compito, ha il suo ruolo e ciascuno dà la sua mano in casa e collabora E quindi per fare... si collabora. Assolutamente sì, con uno invece sei costretta a essere sempre tu e lui insieme e di conseguenza diventa più difficile. Detto internos, che non ci senta nessuno, i tuoi bimbi sono buoni, si fanno i dispetti, litigano tra di loro. Sono dei bambini normali, di conseguenza sono assatanati. No, poi sono diversi fra maschio e femmina. Il maschio è molto fisico, ha bisogno di un sacco di giochi, di stimoli, di giocare, di correre. Le femmine invece sono più riflessive, hanno più tempo, possono giocare per più tempo senza stancarsi e poi bisticciano come tutti i fratelli normali. Nel momento in cui giocano 1 minuto si va d'accordo e 2 minuti si bisticcia. Perciò ovviamente. una famiglia assolutamente normale. Completamente, sì. Tu lavoravi nella grande distribuzione, da lì poi basta, hai cambiato tutto e sei approdata alla scrittura. Ma in realtà sì e no, nel senso che in grande distribuzione sono stata 14 anni e sono stati 14 anni stupendi. Mi ha dato tanto e io ho dato tanto alla grande distribuzione, ma con 3 figli da seguire non riuscivo a continuare a fare il lavoro di buyer a tempo pieno e quindi mi sono reinventata. Ho provato a stare a casa per alcuni mesi, ma non ce la facevo. Cioè, L'orticaria, devo fare qualcosa. No, non potevo, nel senso che una vita soltanto di... E ti dico, amo i miei figli, trovo bellissimo stare con loro, però soltanto gestire le problematiche dei bambini, stare con loro, occuparmi di loro. Ecco, qui intanto vediamo proprio tutte e 3 le mie bestie. Stare soltanto con loro diventava un po' riduttivo, io non riuscivo e di più non ero serena. Io credo che la prima cosa per essere una buona mamma e una mamma che si occupa bene dei propri bambini è essere serena ed essere in pace con se stesse. E quindi ho iniziato a fare delle consulenze, prima per varie aziende, finché sono arrivata alla casa editrice. Ecco qua un'altra. Un'altra con 2 delle piccole pesti. Con 2 delle piccole pesti, e quello che vedi sul retro, tra l'altro, è il muro del nostro salotto, di cui magari ti racconterò dopo, perché come vedi è un muro un po' particolare. E adesso infatti arriveremo anche al perché di questo muro, eccolo che adesso arriveremo al perché di questo muro. Toglimi però una curiosità, quindi dalla grande distribuzione passi alla scrittura, hai rimpianti guardandoti indietro?
Ti dirò, ogni tanto mi sveglio di notte e sogno il mio ipermercato e sogno i miei clienti e sogno i miei libri e sì, mi manca, ma sto facendo un lavoro che è fantastico, metto del mio in delle cose, utilizzo la famiglia come strumento e come Come cavia spunto per i miei creativo. lavori, sì, esatto, come spunto creativo è proprio gentile da dire, diciamo che sono cavie più che spunti e faccio qualche cosa di completamente mio, mentre invece quando lavori in grande distribuzione, ma come qualsiasi lavoro, poco o tanto devi sottostare a quelle che sono determinate regole e comportamenti, perciò ti dico rimpianti sì e no. Quindi tutto sommato sei contenta Sì, così. sì, assolutamente. Allora, abbiamo detto libri particolari ai grandi per capire e per stare meglio con i bambini. In sintesi, cosa scrive Paola? Allora, partiamo dal muro di prima, che così che facciamo capire anche che cos'è questo muro. Il mio libro Bambini animati vuole rivolgersi alle mamme e spiegare loro che con cose che abbiamo in casa tutti i giorni, bottoni, nastri, dello scotch, si possono tenere i bambini occupati un intero pomeriggio in maniera economica, piacevole per loro e piacevole anche per... Ecco, qui stiamo vedendo la copertina di Bambini animati. Wow, ma sei tu quella in copertina? Sì, diciamo che Katia, che si occupa della parte grafica, è molto gentile con me. Mi ha fatto bella, sì. Mi ricorda un po', c'era quel telefilm, cos'era? Vita da Vita da strega. strega. È un po' molto molto bella questo tipo di grafica un po' retro. Sì, ci siamo ispirati e quindi ti dicevo è un'esortazione per le mamme a passare del tempo con i propri figli e a fare delle attività. Il muro del mio salotto. Sai, avendo dei bambini in casa, il muro non è proprio bianchissimo perché qualche pedata ci finisce sopra, qualche segno di pennarello ci finisce sopra e quindi era diventato veramente brutto. C'è stato un periodo in cui mio marito era a Roma per lavoro e niente, io guardavo questo muro e dicevo io proprio non riesco a vedermelo, non mi piace, non mi piace. Allora cosa ho deciso? Vabbè, ho deciso, intanto lo dipingo mezzo verde, mezzo azzurro in modo che già acquisisca un aspetto diverso. Una volta che l'ho fatto i miei figli hanno iniziato a dire sembra un prato. Poi alla televisione stavano guardando Arthur e il popolo dei Minimei e hanno detto potremmo fare un prato. Poi Matilde all'asilo stava facendo il paradiso terrestre, E potremmo quindi? farci un albero, dall'albero il serpente, dal serpente le mele, dal serpente le mele, ma questo giardino è disabitato, mettiamoci qualcuno, mettiamoci Adamo ed Eva, e allora ho fatto a decoupage la loro immagine e così è nato pian piano il murales che abbiamo in casa. Non ti nego che adesso ho cercato di far chiamare il pittore per ridipingerlo tutto bianco, si sono opposti tutti perché hanno detto adesso è così. Ormai è diventato il simbolo Esatto. di casa Comelli. E ce lo teniamo così e così ci piace e quindi resterà così. Ecco, nel tuo libro dici spegnete la TV e accendete i bambini. Sì, perché delle volte tendiamo a sottovalutarli, nel senso che hanno più creatività loro e più cose in mente di quello che noi ci aspettiamo e che siamo talmente abituati a piazzarli davanti alla televisione o con una console in mano di un gioco elettronico che queste cose le perdiamo di vista. Io ho visto che i miei figli, se tu gli apri un mobile della cucina e li lasci giocare con le pentole, stanno molto più impegnati e il tempo passa molto più velocemente che se non sono davanti a un cartone animato. Qui mi sa che stiamo vedendo un'altra delle creazioni Sì. artistiche, una cassettiera, giusto? È una cassettiera, è una cassettiera. Perché, come vedi ha degli stilistici diversi, perché ognuno dei miei figli giustamente è intenzionato a dimostrare il suo di stile e quindi allora intanto se li sono dipinti e poi mio figlio giustamente si è buttato sui supereroi, Matilde che è più così dolciona, i fiori, le farfalle eccetera eccetera, la piccola che vuole seguire a ruota, allora la bambolina, l'altalena e ognuno ha messo il suo in questa cassettiera e questa cassettiera che era una cosa vecchia e brutta e senza personalità è diventata il loro mobile e sanno che nei cassetti Ci trovano sono le loro cose. Esatto, esatto. Ma ti dico, ma senza sforzo di più, io vivo in un appartamento, quindi non ti posso dire abbiamo impegnato non so, il garage, piuttosto che sono cose che vengono fatte. Che possono fare tutti sì, quanti. bisogna avere metodo e bisogna soprattutto insegnare ai bambini a mettere a posto dopo che si è realizzato un'attività e un lavoro. Ecco, qui poi vediamo cos'è, un costume. Un costume di carnevale, sì. Questa è stata la scuola in realtà che ci ha messo su questa strada, perché in prima elementare Alessandro è arrivato a casa e ha detto dobbiamo vestirci
da prato, ma non deve essere un vestito comprato, deve essere un vestito fatto. Io abilità in cucito sartoriale non ne ho, zero. zero, Guarda, proprio siamo in due, manco un neanche bottone un so bottone, attaccare, neanche un ecco, ci bottone, capiamo. nulla, proprio nulla, nemmeno quelli che si staccano dalle camicie di mio marito. Però abbiamo detto, noi ci proviamo. Il primo step è stato trovare il tessuto e come vedi sono stata fortunatissima perché ho trovato questo tessuto tinta erba che era fantastico e poi da lì abbiamo iniziato con le applicazioni e con tanta fantasia. Ti dirò che quando è andato a scuola ci siamo inventati anche una cosa che era ancora più hard, perché aveva una felpa marrone con un cappuccio e nel cappuccio abbiamo messo della paglia e degli uccellini di quelli che si trovano per esempio nei negozi cinesi, così, e quindi lui aveva questo nido dietro la testa e sembrava tipo un albero con... Sì, è stato bello, abbiamo vinto il primo premio. Ah! Meritatissimo, direi. Assolutamente. Ascolta una cosa, i tuoi libri sono un po' un inno a lasciate a casa la tata e voi donne riappropriatevi un po' della casa, dei figli, quindi tata sì o tata no? È una domanda difficile, tata sì e no, nel senso che devi avere anche la fortuna di avere una tata che ti segue sulla lunghezza d'onda delle follie che tu sei disposta a fare. Ma sai, più che un inno a tata sì e tata no, io credo che sia un inno al fatto che se lasci i bambini liberi di esprimere la loro creatività e gli dai ma nemmeno tanto materiale, del materiale per farlo, sei più libera tu e sono più liberi loro, perché poi le attività una volta che sono organizzate e messe in cantiere, il più delle volte loro le portano avanti in autonomia e tu riesci a sbrigare le tue faccende domestiche, a sistemare le cose senza grossi problemi. Quindi i tuoi libri sono anche un modo per far sì che le mamme si riapproprino del proprio ruolo. Assolutamente, assolutamente. Io credo che non ci sia nulla come fare la mamma fatto in maniera divertente. Intelligente. Con Alessandro ancora andavo a lavorare, quindi era affidato a una tata. E quando ho iniziato a canticchiare le prime canzoni, ed erano le canzoni che gli insegnava la tata invece che le mie, ti dico, mi sono posta questo problema e mi sono fermata a casa con loro a giocare. Ma ci sono moltissime altre cose di cui parlare con te, Paola, perché c'è anche un libro sulla cucina, ma non anticipiamo nient'altro ai nostri amici da casa. Poca pubblicità e poi ancora qui dal salotto di Chiacchiere e Caffè. A tra poco. Rieccoci qui nel salotto di Chiacchiere e Caffè, quest'oggi chiacchiere in libreria. Stiamo infatti parlando di dei libri molto particolari e lo stiamo facendo insieme alla mia ospite di quest'oggi, Paola Comelli. Allora Paola, stavamo parlando di questo Bambini animati, consigli a tutte le mamme per come passare in modo intelligente e divertente del tempo insieme ai propri figli. Ma attraverso il divertimento, cioè, possiamo anche insegnare qualcosa ai bambini o c'è solo l'aspetto ludico? Ma direi che è fondamentale la parte del riordinare per esempio dopo le cose che si sono fatte, quindi avere una metodologia mentre si fa una cosa, altrimenti trovi che la casa diventa un campo di battaglia ed è impossibile governare qualsiasi cosa. Ognuno deve sapere quali sono i tempi in cui il gioco viene fatto e quando il gioco si conclude che tutte le cose tornino al loro posto. Ecco, pensi che il segreto sia proprio cercare di vedere le cose con gli occhi con cui le vedono i bambini per coinvolgerli? Io credo che sia essere sulla lunghezza d'onda e soprattutto essere disposti a farsi insegnare dai bambini a tornare bambini, cioè non pretendere che facciano con il nostro tempo, il nostro modo, ma che facciano con il loro e noi imparare a giocare come loro. Insegnandoli, perché come dici tu poi gli si dice adesso mettiamo a posto ogni cosa, questa cosa puoi utilizzarla, la forbice la usa la mamma, il forno non lo puoi toccare, quindi dando delle regole però al tempo stesso lasciandoli liberi. Ecco, hai detto una parola chiave, il forno, perché uno dei tuoi libri di maggior successo riguarda proprio la cucina ed è, citando un famoso titolo, Gamberetti Rossi. Cos'è Gamberetti Rossi?
Gamberetti Rossi è un libro che parte. Allora, a me è sempre piaciuto cucinare con i miei figli e in libreria mi sono servita di questi libri che sono dedicati alla cucina per bambini. Ma quando apri uno di questi libri ti trovi di fronte a delle ricette che ti parlano di burro d'arachidi, che noi in Italia Non sappiamo non cos'è sappiamo quasi. nemmeno cos'è. Oppure iniziano a esaminare delle verdure, delle cose, poi li porti in tavola e i bambini iniziano a fare qualsiasi tipo di faccia, ma il pensiero di mangiarli non se ne parla. E io lì mi sono detta, bisogna fare qualche cosa che sia, uno, secondo il gusto italiano della cucina, e seconda cosa, che i bambini effettivamente poi se la mangino, perché se il risultato finale poi te lo mangi tu non è utile né per te né per i bambini. E io chiedo scusa ai nutrizionisti che non ho consultato per fare il mio libro, ma le ricette sono assolutamente tutte a portata di bambino e soprattutto a portata di forchetta di bambino. Intanto quando loro le cucinano poi sono più disposti a mangiarsele, e soprattutto alcune volte sono dei cibi camuffati, perché delle volte basta chiamare le cose con un altro nome e già diventano più buone. Ecco, l'arte di camuffare il cibo, cioè nella tua esperienza di mamma, funziona o no? Ci fai qualche esempio? Perché di sicuro ci saranno le nostre amiche da casa che dicono: oddio, mio figlio non vuole mangiare le verdure, mi tira dietro le cose. Funziona o no? Proprio vita vissuta. Ma assolutamente, nel senso che per esempio a casa mia si usa molto mangiare la carne di serpente, che altro non è che la salsiccia, però per loro, visto che è fatta così a serpentina, è la carne di serpente. E in realtà, avendo 3 figli, il problema è sulla coda, perché code ce ne sono 2 e allora c'è sempre una lotta a chi spetta la coda del serpente. Questo è un problema che non ho ancora risolto. Oppure per esempio i würstel nel mio libro vengono camuffati da polipetti o da fantasmini, gli arricci le gambe di sotto e assumono una forma diversa. L'alimento è sempre quello, però modificandolo e camuffandolo, ecco che i bambini lo mangiano più volentieri. Quando ho iniziato a fare i primi biscotti, pensavo che la cosa più buona nel fare i biscotti fosse scegliere gli ingredienti, le uova, la farina, e invece poi i miei figli mi hanno insegnato che in realtà i biscotti sono più buoni a seconda di che forma hanno. Cioè, se sono a forma di coniglietto piuttosto che rotondi, Sono molto più buoni. Sì, sì, Un decisamente. sapore completamente diverso. Perché poi mangiare un coniglietto rispetto a mangiare un biscotto rotondo, È capisci? tutt'altro un'altra sapore. cosa, un'altra cosa, non c'è niente da fare. Tu prima hai detto, beh, i nutrizionisti, chiedo scusa se i miei libri non sono quelli di un'esperta. Beh, è un po' la tua cifra stilistica, non esserti posta come un'esperta, ma come una mamma. Tu dici: signori, io sono una mamma, questa è la mia esperienza. Assolutamente, direi che è l'esperienza proprio fatta sul campo, poi ogni tanto vai a documentarti, ti informi, chiedi, però avere 3 figli ti dà un'esperienza incredibile. Io penso di poter parlare a tutte le mamme che ascoltano e che ci seguono e che vedono loro stesse la differenza fra un primo e fra un secondo figlio. Con il primo figlio sei tutta attenta, lo porti dal pediatra ogni volta che fai ciù e sei di corsa. Già col secondo invece la cosa diventa un pochino più, rilassata, non ti preoccupi più, quando vedi che ha una linea di febbre non ti agiti, e avendone 3 è la stessa cosa. La Maddalena, la mia terza, viene su come l'erba matta, non ha bisogno di niente, segue gli altri 2 e si adegua alle cose che facciamo a casa. Ascolta, cara Paola, tu sai che è tradizione di Chiacchiere e Caffè la domanda cattivella per i miei ospiti, allora preparati, perché a me viene spontaneo chiederti. Allora, tu parli di fare tutte queste attività a casa, di reinventare il cibo, ma una, o è Wonder Woman o come ci riesce? Beh, ma io in realtà credo che noi donne siamo tutte Wonder Woman, nel senso che riusciamo a conciliare 1000 impegni tutti insieme, cioè lo siamo già nella vita di tutti i giorni. In realtà si tratta soltanto di ricavare una nicchia un po' più grossa per i nostri figli, ma sono le cose che facciamo già normalmente, perché comunque tutte noi abbiamo un lavoro, abbiamo una casa da gestire, abbiamo un marito, abbiamo da portare a tavola un pranzo e una cena, abbiamo i figli, abbiamo le riunioni a scuola, quindi siamo già Wonder Woman. Si
tratta di applicare questa nostra competenza anche ai nostri figli e fare delle attività con loro. Quindi l'esperienza sul campo ti insegna sì, ci si può riuscire. Assolutamente sì, sì, sì. Ecco, dai, è già confortante la Puoi cosa. farci anche stare tutto un sacco di altre cose, voglio dire. Ascolta, altra fatica letteraria, amici di grammatica. Qui cambiamo completamente genere, andiamo sulla didattica vera e propria. Sì, sì, ma anche qui devo ringraziare Alessandro soprattutto, il mio primogenito, perché quest'anno fa la terza elementare, ma quando abbiamo iniziato con la prima elementare io mi sono accorta che aveva delle difficoltà. Per esempio, una delle sue difficoltà, lui che è nato a giugno, era scrivere giugno scrivendo GNO e non giugno con la I in mezzo. E allora, per farglielo capire, ho cercato in libreria, io mi rivolgo spesso alle librerie, qualche cosa che lo aiutasse in maniera carina a capire questa particolarità, e non sono riuscita a trovare niente. Cioè, nel senso che trovi o cose molto scolastiche oppure non trovi nulla, e un bambino messo davanti all'ennesimo libro di testo scolastico dopo che è a scuola per 8 ore gli viene già Te lo tira dietro. Se lo tira proprio dietro. E allora ho detto va bene, facciamo qualche cosa che sia carino. Infatti sono dei racconti in rima che analizzano le particolarità linguistiche, quindi il CQ, la gno di gnomo, la gli, l'articoli, l'H. Che le sbagliamo ancora anche noi grandi, voglio dire. Infatti quindi tornare in prima elementare per me è stato una fonte inesauribile di scoperte. Lui mi chiedeva ogni tanto, ma quando è che metto la Q di quadro e la C di cane? Aspetta un attimo che la mamma ci pensa. un attimo posso farcela. E il recupero di tutta questa, infatti i libretti hanno 2 registri, si possono lasciare in mano ai bambini che si leggano le filastrocche e grazie al colore che c'è sulle particolarità linguistiche capiscano la differenza delle parole, ma c'è anche una spiegazione di regole grammaticali per le mamme in modo da aiutarli a comprendere che cosa c'è dietro, quindi questo doppio registro. Tu prima hai detto, mi rivolgo spesso alle librerie, infatti so che in libreria hai anche insomma un'attività un po' particolare, perché di solito uno, almeno un bimbo, immagina la libreria come questo luogo polveroso, noiosissimo, tu invece dici, cari bimbi, la libreria è anche divertente. No, è fantastica la libreria veramente, e poi sto scoprendo da quando ho iniziato a fare questo lavoro che ci sono un sacco di librerie piccole, indipendenti, molto belle, affidate a ragazzi e ragazze appassionati di questo mestiere, molto competenti e che hanno voglia di ampliare il pubblico dei lettori, e per questo organizzano dei laboratori, dei seminari, delle cose da fare con i bimbi per avvicinarli alla lettura, ed è veramente molto bello. E tu spesso partecipi anche a questi, giusto? Sì, sì, assolutamente partecipiamo. Ecco, qui stiamo proprio vedendo delle fotografie che riguardano queste esperienze. Sì, questa è un'attività, l'abbiamo fatta questa in un centro commerciale, preparavamo delle coroncine di carta con le bambine e delle teste di robot per i maschietti, con tutto materiale trovato in casa, e quindi nastri, bottoni, sai, per esempio ti capita di comprare il maglione con i brillantini, e questi brillantini poi li riutilizzi per creare delle cose assolutamente fantastiche, e questo ti insegna veramente a utilizzare le cose di casa. E questi sono i laboratori che noi portiamo in giro. Tra l'altro questo laboratorio adesso sarà a novembre alla G come giocare, una manifestazione che viene fatta a Milano per provare i giochi dei bambini, e avremo questo laboratorio, 3 giorni di laboratorio. Ecco, una cosa, di solito gli scrittori mettono sempre un po' di sé nelle loro opere. Tu ci hai veramente messo proprio tutta la tua vita. Devo dire che sono stati i miei bambini a inserire la mia vita in questi libri. Scrivere mi è sempre piaciuto, ma non ero mai riuscita a finalizzare. Avevo tentato con dei racconti, con un romanzo, ma poi sai, parti con entusiasmo e poi è difficile capire dove vuoi arrivare. Con loro invece è facile, vuoi arrivare al fatto che loro si divertano e tu poter stare con loro il più tempo possibile. Quali saranno le tue prossime fatiche letterarie? Oh mamma mia, guarda, in realtà il prossimo libro che sto scrivendo, della stessa collana di Bambini animati e Gamberetti Rossi, è un libro che già
tra le amiche sta suscitando così un pochino di agitazione. dibattito, di agitazione, sì, perché vuole essere un'esortazione alle mamme a non dimenticarsi di essere delle donne e delle mogli, oltre che essere delle mamme. Spesso quando diventiamo mamme tendiamo a focalizzarci sui nostri bambini e a perdere di vista il nostro marito, noi stesse, la cura per noi stesse, e invece vuole essere proprio un'esortazione a questo, e questo ti dico sta creando un po'. Ascolta una cosa, ma tra scrivere libri, la casa, 3 bambini, cioè una Paola super impegnata, ma Paola ha anche del tempo per sé, per leggere. Cosa legge Paola? Ma guarda, adesso sto finendo un libro che si chiama La strategia dell'acqua di Lorenzo Silva, uno scrittore spagnolo, è un giallo, mi piace molto e trovo il tempo per leggere. Ti dirò che in realtà ho un segreto: accendo pochissimo la televisione e so che non dovrei dirlo qui. Beh, mi a sembra parte chiacchiere e caffè, che è un a appuntamento, parte chiacchiere e caffè, il resto che è un appuntamento imperdibile. No, scherzi a parte, preferisco dedicare il mio tempo piuttosto che a fare zapping su 1000 canali a leggere un buon libro, sì. Paola, è stato davvero un piacere averti qui, io spero che tu tornerai ancora a parlarci di questi libri davvero interessanti. Intanto grazie per l'ospitata di oggi. Grazie a te, arrivederci. Io come al solito vi do l'appuntamento alla prossima, sempre qui dal salotto di Chiacchiere Caffè, e vi ricordo, importantissimo, il nostro indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it per tutte le vostre segnalazioni. E come dico sempre, purtroppo le chiacchiere per oggi sono finite. È l'ora del caffè. Alla prossima! We get it almost every night when that moon